11 comuni della città metropolitana di Venezia, Chioggia nel centro più grande al voto, centrodestra in largo vantaggio dopo lo spoglio delle prime sezioni. Don Luigi Naletto, ex vice sindaco di Dolo e candidato del centro-sinistra, supera il 70% di preferenze e vince largamente la corsa, primo cittadino del comune. È polemica dopo l'ultimo fine settimana di Movida Venezia. L'assessore alla sicurezza Tosi invoca la presenza dell'esercito. Per le opposizioni basterebbe che il comune facesse il suo dovere. Arrestato un ventenne bellunese che aveva aggredito e rapinato due ragazzi di 17 e 18 anni della provincia di Venezia all'esterno di un locale a Monastir di Treviso. È stato denunciato per la 7ª volta in un anno e mezzo uno spacciatore fermato in flagrante dalla polizia locale e rilasciato con una multa. A fuoco a Jesolo, un hotel chiuso da anni è diventato rifugio di persone senza fissa dimora. Le fiamme si erano estese provocando una notevole quantità di fumo in tutti i 5 livelli dell'edificio. Con l'affievolirsi del Covid anche lo sport torna in presenza a Jesolo, una festa per avvicinare i più giovani alle varie discipline sportive grazie anche ai campioni olimpici. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque partiamo subito con le elezioni amministrative, vediamo alcuni comuni che hanno già designato il sindaco. Partiamo con le schermate, con quella di Dolo, la vediamo. Naletto ha vinto col 71,8%, seguito da De Rossi con il 17,3%, Vazzoler 5,5% e Zen 5,4%. Poi passiamo a Fiesso d'Artico, vediamo la schermata di Fiesso d'Artico. Ha vinto con il 62,9% Cominato, 7 su 7 le sezioni scrutinate, e seguito con il 37,1% da Stofella. Poi andiamo avanti con Fossò. Dunque vedete la schermata, a vincere è Baratto col 54,4%, seguito da Baldan 37,6% e Mazzetto con l'8%, 7 sezioni su 7. Ed andiamo avanti con Musile di Piave, dove a vincere è stata Silvia Susanna con il 51,3%, seguita da Mariuzzo il 30,6% e Lava con il 18,1%. Ed infine vediamo Vigonovo, e dove a vincere è stato Martello con il 53,3%, seguito da Pavanello il 37,5% e di Giovanni con il 9,2%, anche qui 9 sezioni su 9 scrutinate. Dunque questi, li avete visti, sindaci già designati. E adesso però ci spostiamo, perché sono stati 11 comuni, l'avete sentito nei titoli, della città metropolitana di Venezia, che oggi è il centro più grande al voto, centrodestra in largo vantaggio dopo lo spoglio delle prime sezioni. Sentiamo tutto dalla nostra Ilaria Marchiori, che la vedo già sullo schermo. Buonasera Ilaria. Sì, buonasera Daniela, buonasera a tutti i nostri telespettatori. E proprio come hai detto tu, finora quello che abbiamo alla mano, perché comunque c'è una connessione molto scarsa in questo momento, siamo a 11 sezioni su 50 e il centrodestra con il candidato Mauro Armelao è in testa, con anche un bello stacco rispetto a Lucio Tiozzo, che è il candidato del Partito Democratico. A seguire Daniele Stecco del Movimento 5 Stelle, dopodiché Roberto Rossi con Energia Civica, Alessandra Penzo e Mirko Righetto. Questo quanto sta avvenendo. Si sta procedendo però molto lentamente, quindi probabilmente prima di sapere questo risultato ci vorrà ancora qualche ora. Se non, come mi diceva appunto Roberto Rossi di Energia Civica, perché ne stavamo parlando proprio prima di collegarci, addirittura qualche seggio che potrebbe arrivare questa notte. Allora, innanzitutto Rossi con una bassa affluenza. Questo è un dato negativo, preoccupante, insomma, per chi si occupa di politica. Quello che noi avevamo cercato di fare con la proposta che abbiamo lanciato alla città era proprio questa, di andare a recuperare tutte quelle persone che erano un po' disaffezionate alla politica, così come le avevamo
coinvolte nel percorso, nella battaglia dei 5 anni fatta contro il deposito di CPL, pensavamo di coinvolgerle anche in questo, nel progetto che avevamo lanciato per governare la città, insomma. Non è successo questo, tantissima gente non si è recata a votare e bisognerà fare un po' un'analisi anche per capire le motivazioni, perché insomma, per noi la partecipazione dei cittadini è l'elemento basilare da cui partire per poter fare politica, e qualsiasi partito dovrebbe fare un mea culpa su questo e andare alla ricerca dei motivi per cui questo è successo. Insomma, noi abbiamo perso 6.000 votanti rispetto alle scorse comunali, non è poco. Ecco Rossi, stiamo vedendo questo risultato con un centrodestra che si presenta compatto nella figura di Mauro Armelao, che in questo momento si sta dimostrando nettamente in testa rispetto anche agli altri candidati. Qui si potrebbe addirittura arrivare ad un risultato al primo turno. Potrebbe anche essere che Armelao sia eletto al primo turno, ecco. Quindi l'analisi che si può fare è questa: i cittadini hanno deciso di assegnare alla politica, alla vecchia politica, il governo della città. È chiaro che poi non bisogna lamentarsi se arrivano decisioni dall'alto e in città non siamo in grado di contrastarle. Voglio solo ricordare che una delle questioni più importanti che verranno all'attenzione della città molto presto sarà il famoso V-Gate, quel porto che vogliono realizzare di fronte a Isola Verde. Ecco. E quindi nella politica nel programma del centrodestra c'era molto poco su questo, quindi i cittadini che si preparino a diventare protagonisti anche in quella battaglia, perché dalla politica questo tipo di risposte non arrivano. Ecco, avete sentito Daniela quali sono un po' i dati e anche una disamina di quello che sta succedendo qui a Chioggia in questo momento, in questa giornata, visto che stiamo parlando del comune al voto più grande della città metropolitana di Venezia, anche della nostra regione. Se non ci sono altre domande, io restituisco la linea allo studio e ci possiamo aggiornare mano a mano che escono nuovi dati o che abbiamo anche nuovi ospiti da poter presentare in studio per poter analizzare quanto sta accadendo qui a Chioggia. Grazie davvero Ilaria, grazie davvero, buon lavoro. Noi ci collegheremo appena riusciamo con la nostra Anna Maria Parisi, che si trova a Dovolo, dove avete visto è stato già designato il sindaco. Aspettiamo che si riesca a collegare, abbiamo problemi di collegamento. Intanto andiamo avanti però col nostro telegiornale, perché è polemica, anche politica, dopo l'ultimo fine settimana. Vedo l'Anna Maria, non so se riusciamo a collegarci subito prima di andare con la cronaca. Anna Maria, buonasera. Sì, buonasera Daniela, c'era un problema di ricezione, mi sentite adesso? Ti sentiamo benissimo. Benissimo, allora appunto da Dolo la conferma del vice sindaco uscente nonché sindaco reggente Gianluigi Naletto, che ha ottenuto un risultato maggiore rispetto al suo predecessore, il compianto Alberto Polo, con il 71% di preferenze, vale a dire 4.630 voti, anzi il 71,75%. È stato confermato sindaco, quindi 11 i consiglieri sui 16 con cui si sono presentati che sono stati confermati, e invece lo segue con 3 consiglieri per il centrodestra, con Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che si è presentata con Forza Dolo, l'avvocato Fabio De Rossi con il 17,29%, ovvero 1116 voti. Quindi hanno ottenuto un posto di consigliere sia Emilio Zen, il candidato con la civica Il Ponte del Dolo, e l'unica
candidata donna, ovvero Carlotta Vazzoler, che si è presentata con la sua civica Dolo città della fiducia, appunto con il 5,45%, quindi si è confermato Gianluigi Naletto con il ben 71%, anzi quasi 72% di preferenze. Quindi da Dolo è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero Anna Maria, grazie e buon lavoro. E dunque andiamo avanti con il nostro telegiornale. Come dicevo, era polemica anche politica dopo l'ultimo fine settimana di Movida Venezia. L'assessore alla sicurezza Tosi invoca la presenza dell'esercito. Per le opposizioni basterebbe che il comune facesse il suo dovere. Non è come Piazza San Marco dopo lo storico concerto dei Pink Floyd, ma oramai poco ci manca. Soprattutto in Campo Santa Margherita i resti dell'ultimo sabato sera di Movida hanno impegnato parecchio gli addetti di Veritas arrivati a fare pulizia domenica mattina. Con l'Art Night Venezia ha vissuto un altro sabato sera estremamente affollato, ma non tutti erano arrivati per una serata culturale e assembramenti, schiamazzi, tensioni coi residenti sono stati gli ingredienti anche dell'ultimo fine settimana. Tra l'altro vicende simili, anche se su scala minore, stanno diventando un'abitudine in certe zone di Venezia, tanto che secondo l'assessore alla sicurezza Silvana Tosi, che effettuerà un sopralluogo proprio a Santa Margherita per incontrare commercianti e residenti, per riportare l'ordine in quell'area serve un servizio che comprenda tutte le forze dell'ordine e anche l'esercito. Dal PD la capogruppo in comune Monica Sambo e la capogruppo in municipalità Stefania Bertelli ribattono che più che l'esercito per controllare la Movida basterebbe che l'amministrazione comunale facesse il suo dovere. Sambo e Bertelli ricordano che dal 2014 al 2020 la polizia locale nei sestieri di Dorsoduro, Santa Croce e San Polo è scesa da 12 a 5 unità. Secondo Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme, a Venezia il turista mordi e fuggi è stato sostituito dall'appassionato di tour alcolici che imperversa soprattutto nei fine settimana lasciandosi dietro sporcizie, rifiuti e desolazione. In un'interrogazione Martini chiede conto dell'utilizzo delle telecamere installate in città e dell'impiego degli agenti di polizia municipale. Arrestato un ventenne bellunese che aveva aggredito e rapinato due ragazzi di 17 e 18 anni della provincia di Venezia. Sentiamo. Aggrediti, picchiati e minacciati con un coltello a serramanico, scaraventati a terra. Uno dei due colpito con calci alla testa. Due ragazzi di 17 e 18 anni della provincia di Venezia hanno subito una rapina nella notte tra sabato e domenica all'esterno di un locale a Monastier di Treviso, avvicinati da un gruppo di giovani, tra i quali un ventenne bellunese di origini nordafricane già noto alle forze dell'ordine, poi arrestato in flagranza, al quale terrorizzati hanno consegnato i loro portafogli. Ancora sotto shock hanno allertato i carabinieri. Poco distante, pochi minuti dopo, abbiamo sorpreso nascondersi dietro una siepe e tentava di eludere il controllo coprendosi il volto con il cappuccio della felpa tra l'altro poco prima rapinata ad uno dei ragazzi. Una volta rintracciato hanno scoperto all'interno della borsa che teneva con sé un vero e proprio bottino, un orecchino con brillantini di un ragazzo di Silea, un cellulare di un 18enne di Treviso, un orologio, una catenina. La perquisizione consentiva di rinvenire diversa area furtiva, oggetto di rapina e furti consumati nella notte ai danni di alcuni soggetti che già erano al corrente di essere rimasti vittime appunto delle appropriazioni e altri che non sapevano nemmeno di aver subito appunto il furto nel corso della serata. Il giovane in carcere è stato arrestato per furto e rapina a mano armata. Intanto le indagini dei militari dell'Arma si concentrano per accertare la presenza e le eventuali responsabilità di complici e risalire ai proprietari per restituire la refurtiva ritrovata. Ed è stato denunciato per la 7ª volta in un anno e mezzo uno spacciatore fermato in flagrante dalla polizia locale e rilasciato con una multa in zona stazione a Mestre.
È stato colto in fragranza dalla polizia locale e denunciato per spaccio per la 7ª volta in 1 anno e mezzo un 23enne di origine nigeriana fermato mentre vendeva una dose di eroina ad una giovane nei pressi del sottopasso di Via Dante a Mestre. Dopo la denuncia lo spacciatore è stato rilasciato con un ordine di allontanamento dalla zona di 48 ore e una sanzione di 450 euro. Le stesse sanzioni hanno colpito anche la ragazza e altri 2 consumatori fermati in un'altra circostanza in zona stazione con dell'eroina gialla appena acquistata. Sempre a Mestre la Polizia di Stato ha invece arrestato un 20enne rumeno fermato in via Cavallotti per ubriachezza molesta, risultato poi condannato per rapina a mano armata e spaccio di stupefacenti ed evaso dai domiciliari il 15 settembre dopo aver distrutto il braccialetto elettronico. A Venezia infine i carabinieri hanno multato per 55.000 euro e denunciato i 2 proprietari di un locale del centro storico dove erano emerse mancanze della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia alimentare. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Gorizia a Jesolo per un incendio al secondo piano di un hotel chiuso da qualche anno e ricovero di persone senza fissa dimora. Le fiamme si erano estese alle pannellature provocando una notevole quantità di fumo in tutti e 5 i livelli dell'edificio. I vigili del fuoco sono entrati nella struttura con degli autorespiratori riuscendo ad escludere la presenza di persone iniziando le operazioni di spegnimento. Ed ancora una grossa simulazione di incendio dal bosco al campeggio per imparare a gestire l'emergenza. È successo a Cavallino Treporti. Penso sia la prima giornata di addestramento che viene fatta in questi termini e di questa caratura che ha interessato la maggior parte delle strutture turistiche del nostro territorio, perché non basta, secondo noi, la formazione, quella che viene fatta per dovere di legge, ma bensì poi bisogna fare l'addestramento e deve essere un addestramento continuo. Prevenzione, ricerca, salvataggio, spegnimento incendio e bonifica. Circa 60 dipendenti dei campeggi di Cavallino Treporti hanno partecipato all'addestramento con simulazione di incendio nella zona a ridosso del campeggio Marina di Venezia, in prossimità di via Retrone, con propagazione delle fiamme all'interno della struttura ricettiva. Questi momenti di addestramento sono fondamentali perché vanno a concretizzare tutti gli investimenti che sono stati fatti in questi anni. Si sono acquistate le strutture, si sono adeguati i campeggi e il personale deve essere in grado di intervenire. È facilissimo incorrere in errori quando si pensa che basti erogare acqua sul fuoco per spegnere e mettere una situazione sotto controllo. Non è così, serve capire e sapere dove l'acqua va erogata, in quanta quantità. All'addestramento antincendio boschivo ed interfaccia promosso da Comune e Civici Pompieri Volontari di Cavallino Treporti e coordinato da Regione e Città Metropolitana hanno partecipato il Comando Provinciale di Venezia dei Vigili del Fuoco, la Croce Verde, il Distretto San Donatese e i volontari di Protezione Civile. L'interfaccia è corre lungo proprio il confine tra la zona rurale e la zona abitata. La difficoltà principale è che chi è deputato ad operare nell'una e nell'altra situazione non sono abituati a farlo spesso. Speriamo che mai succedano delle calamità, ma negli ultimi anni abbiamo visto che purtroppo ci sono e i nostri civici pompieri volontari, l'ufficio di protezione civile comunale deve essere pronto, devono essere tutti pronti e addestrati. Varata nella notte tra sabato e domenica l'ultima campata centrale dei 5 cavalcavia dell'8 della terza corsia sul tratto Alvisopoli-Portogruaro dell'autostrada A4. Come già avvenuto per gli altri 4 cavalcavia, la carpenteria metallica è stata trasportata dai carrelloni all'interno dell'autostrada ed è stata alzata con l'utilizzo di torri d'appoggio e quindi calata e posizionata sulle pile. Nei prossimi giorni verranno issate anche le 2 campate laterali. Con l'affievolirsi dell'emergenza sanitaria finalmente anche lo sport torna in presenza a Jesolo, una festa per avvicinare i più giovani alle varie discipline sportive. Una festa dello sport che riparte dopo le ristrettezze della pandemia. Il Parco Pegaso di Jesolo ha accolto gli stand di una trentina di associazioni che hanno fatto toccare con mano a bambini e ragazzi fra i 6 e i 18 anni tutte le opportunità di sport offerte dalla città.
Una manifestazione divenuta oramai appuntamento fisso e che quest'anno è tornata nella sua forma originaria e non statica come nel 2020. La città di Esola ha circa 2000 atleti sotto le varie discipline e fare sport, lo dico, non mi stancherò mai di dirlo, a prescindere da grandi medagliere olimpico che abbiamo quest'anno, abbiamo veramente avuto un anno fantastico per le Olimpiadi, però fare anche un sport tranquillo, anche senza medaglie, vuol dire far crescere i ragazzi in forma sana, non solo nel fisico. Animata nella cerimonia iniziale dalla fanfara dei bersaglieri Leopoldo Pellas, la festa dello sport è stata anche l'occasione per premiare l'equipaggio della Caorlina Jesolana, vincitore della regata storica 2021. Ed è stata arricchita tra gli altri dalla presenza di Igor Cassina, medaglia d'oro nella sbarra alle Olimpiadi di Atene del 2004. I genitori dico di mettere nella condizione i propri figli di poter sognare in grande. E mi hanno sempre detto: Igor, stai facendo fatica, nonostante le difficoltà, insegui quello per la quale ti piace e vedrai che ti realizzerai. E mi hanno sempre messo nella condizione di farmi comprendere che ce l'avrei potuta fare, e quindi ai genitori un appello è: fate sognare in grandi i vostri figli. In un'estate d'oro per lo sport azzurro, molto applaudito Antonio Fantin, campione di nuoto paralimpico nei 100 metri stile libero ai Giochi Paralimpici di Tokyo, nonché 3 volte campione mondiale, 8 volte campione europeo, detentore di record mondiali ed europei sui 50 e 100 stile libero. Credo che lo sport sia fondamentale per il benessere non solo fisico, ma soprattutto anche mentale, e che ti apre veramente un mondo proprio sotto questo aspetto. Quindi lo sport è vita e la vita è lo sport dal mio punto di vista, quindi auguro sicuramente che tanti giovani, tanti ragazzi possano avvicinarsi allo sport, e anche grazie all'estate incredibile che è stata per lo sport italiano. Siamo arrivati al termine, fra qualche minuto il telegiornale di Treviso. A me non rimane che salutarvi, lasciarvi ovviamente alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Benvenuti al meteo. Forte perturbazione sul nostro territorio. Martedì 5 ottobre condizioni di maltempo e rischio di criticità idrogeologica. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo spiccatamente instabile. Il cielo sarà molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di temporale, localmente abbondanti e intense, specie sulle zone montane e pedemontane, ma anche sulla pianura più settentrionale. Temperature in lieve calo, minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese invece tra i 20 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, anche qui tempo molto variabile, lo vediamo, con piogge diffuse un po' ovunque, localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime sui 21-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, avremo rovesci dappertutto, attenzione anche a possibili locali nubifragi. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.